non è un bell'argomento sotto le feste natalizie, ma vediamo gli aspetti positivi, chiedendole se ci sono bonus energetici, ovvero quelle agevolazioni che di cui il governo ha parlato per venire incontro alle esigenze dei cittadini, delle famiglie. Però quanti ne beneficiano, come vengono strutturati, cosa sta succedendo? Succede che per il bonus sociale, cara Elena, c'è stato effettivamente un impatto abbastanza sostanzioso da parte dei cittadini, dei consumatori. Il bonus sociale però aveva bisogno di passaggi tipo l'ISEE, che adesso non è più richiesta, perché praticamente mettendosi a dialogare l'Agenzia delle Entrate con le varie agenzie eccetera, si è saltato il passaggio della dichiarazione col bonus ISEE, che vedeva oltretutto una platea un po' ristretta secondo noi, perché metteva dei parametri, i parametri diciamo per poter accedere a questo bonus, che sono dei parametri che non tengono conto delle emergenze che stanno venendo fuori in quest'ultimo periodo. Cioè, si diceva c'è una famiglia per 8.150 euro fino a 3 figli e per più di 4 figli fino a 20.000 euro, eccetera. Che bisognava però sempre, cosa abbiamo detto, ISEE, giusto? Sì, adesso invece dal 1° luglio hanno automatizzato questo bonus, per cui ogni cittadino consumatore riceve il suo bonus se effettivamente rientra in quei parametri descritti. Qual è il nostro dubbio come associazione dei consumatori? Che la problematica da 2 anni, 3 anni a questa parte è cambiata. Perché? Perché adesso del bonus sociale, secondo noi, dovremmo aumentare la platea, perché si sono aperti nuovi scenari. Sto pensando per esempio a chi ha perso il posto di lavoro, a chi è monoreddito, a chi gli è morto un parente anche che sosteneva, no? Diciamo, il nucleo familiare. Per cui questo secondo me è anche l'impegno che le associazioni dei consumatori stanno prendendo. Già ci siamo riuniti, ti dicevo prima, ci siamo già visti in Regione Veneto, esatto. Proprio freschi, ho finito a mezzogiorno il webinar con la Regione Veneto, proprio per poter dare voce e speranza anche alle fasce sociali più deboli, quelle che attualmente sono diventate anche incapienti, diciamocela tutta. C'è una buona parte della popolazione che è in difficoltà, non solo perché chi ha perso il posto di lavoro, ma tutta quella filiera che va intorno a questa crisi, diciamo, che per 2 anni ci ha massacrato, e per cui parliamo non solamente di famiglie, ma parliamo anche di imprese. Stiamo vedendo tutto quello che sta succedendo nel mondo dell'impresa, con le piccole e medie imprese che stanno soffrendo. Anche in Camera di Commercio ti ricordo che il 17 dicembre avremo anche l'ultimo consiglio in cui diremo che le piccole e medie imprese, se avessero bisogno, perché sono in difficoltà, magari qualcuno non lo ammette, qualcuno posticipa, qualcuno, però poi dopo alla fine, no, le difficoltà e le gravità si risolvono nel momento in cui si vede come dire, la difficoltà proprio intrinseca. Non pago la bolletta, non ce la faccio. Un attimo solo, che c'è un altro messaggio che è arrivato. Altro che l'IVA al 10, bisognerebbe portarla al 4 per l'acquisto di beni fondamentali e insostituibili come gli assorbenti. Solo ora ci siamo arrivati, ma che mondo è il nostro, sì. Questa è una delle tante battaglie che hanno fatto, però mi sembra veramente una cosa paradossale, ma non solo questa degli assorbenti al 4, che poi... Vabbè, gravare su un bene di prima utilità per moltissime persone è veramente una cosa inconcepibile, ma sono tanti altri beni fondamentali che hanno un'IVA alta e che adesso possono essere pesanti per le tasche dei cittadini. Questo è il discorso delle donne, ma se ne è parlato all'infinito. Discorso delle donne. Allora, anche per questo ringrazio la telespettatrice che ci ha dato questo input. Voi associazione come vi siete posti? Noi quando siamo andati in audizione, sia a livello nazionale con ARERA, ma anche a livello parlamentare, poi dopo con i vari organismi che abbiamo a livello nazionale, abbiamo dato delle indicazioni di massima, perché secondo noi, no, eliminando le accise per esempio già diminuisce del 20% la bolletta, ma ha ragione la nostra telespettatrice, si interviene sull'IVA. Attenzione, noi siamo contribuenti,
e penso che un servizio di primaria importanza, come può essere riscaldarsi, come può essere mangiare, come può essere anche gli assorbenti, abbiano diritto ad avere un'IVA un po' più agevolata per alcune tipologie. Fermo restando che in questo momento abbassare l'IVA, signora, abbassare l'IVA al 10% significa anche cercare di dare un po' di ristoro. È chiaro che non si può pretendere subito tutto, però già questo è stato un passo avanti che ha fatto capire al governo che non si può sempre agire sul costo della materia prima cercando di buttare soldi, perché adesso 3 miliardi stanno andando sulle bollette, ma come? Parecchio sul costo sul costo della materia prima per calmierare e bonificare un attimo questa grave perdita. Ma ha ragionissima la signora quando dice che guardiamo il dito e non guardiamo la luna, perché molte volte riusciamo a guardare il dito. Il discorso degli assorbenti l'abbiamo fatto tante volte. Io mi pregio di dire che l'associazione delle consumatori sul discorso di tutti quelli che sono diciamo quei beni che ci tocca in ogni caso comprare, perché si può mangiare di meno o di più, un panino in più, un panino in meno, però ci sono delle cose su cui non si può ovviare. Ma non stiamo parlando solo degli assorbenti, parliamo anche di altre materie, di altri beni e anche di servizi, perché sono fondamentali, ragazzi, sono civiltà, dai. Ecco, per cui ben venga il discorso della signora, però noi nel momento in cui ci hanno chiesto, cara associazione dei consumatori, come vorreste che intervenisse lo Stato nel poter far rendere la bolletta, diciamo, molto più leggera? Ecco qua un altro messaggio: tutti i giorni ci riempiono la testa di green ed ecosostenibilità, spingendoci verso l'elettrico, ci stanno portando verso una sola energia per poterci controllare al meglio, basta un click e mezzo mondo si troverebbe ricattato. Oddio, non per essere dietrologi, però dipendere tutto quanto effettivamente da certe energie alternative, adesso visti gli andamenti immediati, fa pensare male. Io ho una certa età e mi sono fatta anch'io un'idea, che non è, io sono contro tutti i complotti a prescindere, per cui non è. Io sono nato nel periodo, cioè ero giovanissimo, avevo appena preso la patente e c'è stata la crisi del 73 del petrolio. Sì, infatti ricordiamo. Ed era l'unica forma di energia che c'era concessa per la luce, per qualsiasi tipo di energia. Abbiamo camminato con le macchine, caro telespettatore o telespettatrice, abbiamo camminato con le macchine in una domenica sì e una no. Abbiamo fatto tutti i sacrifici possibili e immaginabili. Il cartello del petrolio ha continuato a fare i suoi aumenti indiscriminatamente, se ne è fregato di tutti i sacrifici che poteva fare la gente. Ecco, non è andare verso una sola forma di energia. Lei ha detto una sola forma di energia, non è questo il problema. Il problema è che tutti i paesi che sono energivori, e parlo per esempio dei paesi più industrializzati, non sto parlando del terzo mondo che usa il 3% dell'energia totale, sto pensando all'Africa, no? Hanno bisogno chiaramente di varie forme di energia, però ripeto, per poter avere varie forme di energia, le ricordo che noi per esempio nel 76 abbiamo votato il referendum contro il nucleare. I francesi ci stanno vendendo da anni, no, da 20 anni, l'energia in surplus dalle loro centrali nucleari, perché se esplode una centrale nucleare in Francia siamo morti tutti quanti più o meno lo stesso. Abbiamo visto, Elena avrà passato con me Chernobyl, ti ricordi che non si poteva mangiare manco le verdure, per cui io penso che cercare già nelle energie rinnovabili e in una politica di diversificazione, ha ragione, no? Che non ci porti verso il pensiero unico, verso l'energia unica, ma che ci porti verso energie alternative, sperando che nel frattempo i nostri fisici, teorici e pratici lavorino sull'idrogeno, per esempio, che sarebbe un'energia pulita, però anche là ci sono delle difficoltà effettivamente obiettive per stoccaggi eccetera. Anche là bisognerebbe capire un attimo quali sono le nuove frontiere della tecnologia e come ci possono aiutare a migliorare le performance. Noi possiamo solamente, come dici, mi ha invitato Elena in una trasmissione tempo fa e io ho detto
che molto dipende dalle nostre abitudini, da come noi riusciamo a orientare il mercato dell'offerta con le nostre abitudini. Con la domanda. Brava, con la domanda famosa. Quindi penso che anche questo sia non farsi intruppare sicuramente in un pensiero unico, andiamo tutti verso l'elettrico, andiamo tutti verso la macchina elettrica, cerchiamo di capire come si sta orientando adesso il mercato, perché come è stato negli anni degli sceicchi arabi negli anni 70 potrebbe succedere effettivamente per delle società diciamo, che producono energia. Sto pensando alla Russia col gas metano che sta ricattando l'Ucraina, che a sua volta dice che chiude, e noi in Europa rimaniamo senza metano. No, non mi piace questo tipo di ragionamento, ecco, dove la politica entra a gamba tesa proprio su quelli che sono i diritti fondamentali di ogni cittadino, compreso anche quello di avere un posto al caldo o di mangiare un cibo nutriente. Ecco, tra l'altro ci sarebbe anche il discorso lì dei pannelli fotovoltaici, del sole, eccetera. Io l'ho detto perché fino a qualche secondo fa ero cotta dal sole, letteralmente cotta, e dicevo ma adesso un attimo ti capisco. Ecco. Però effettivamente si è parlato tanto di pannelli fotovoltaici, delle potenzialità che può dare l'energia solare, poi finito il bonus energetico che poteva esserci, basta, la cosa è caduta lì, o perlomeno si è molto molto limitata per mancanza di convenienza, non lo so, però nel nostro paese, non in altri paesi ancora funziona, da noi è venuta meno, ed è un po' paradossale perché effettivamente anche lì potrebbe essere una fonte pulita, bisogna vedere per la convenienza, e poi anche lì la catena, i pannelli fotovoltaici che tipo di costi hanno, la manutenzione, le materie prime impiegate, anche lì ci sono adesso delle problematiche, perché anche recuperare la materia prima per i pannelli fotovoltaici mi dicono che è qualcosa di inenarrabile, cioè sostanzialmente non ce n'è. Certo, perché questo è anche il problema su cui bisognerebbe anche fare una riflessione, perché tutte le varie forme di energia hanno dei costi e delle criticità. La criticità maggiore sicuramente sono tutte le filiere che devono essere riconvertite e ristrutturate, perché ti ricordo che abbiamo avuto come dire, prima i fossili, poi la conversione a carbone eccetera. Io sto pensando da pugliese alla centrale di Cerano che è stata riconvertita a carbone. Non so quanto beneficio per i nostri polmoni dei nostri bambini ci sia, perché le polveri di carbone sono tanto quanto nocive e tanto quanto le polveri potrebbero essere le emissioni del gas del petrolio. Allora, caro Sergio Taurino, torniamo su questi temi, ma parliamo anche di altri rincari, che non solo i rincari energetici, ma anche di altro tipo, come far fronte. Quindi bollette sì, ma altro ce n'è purtroppo. Dopo la pubblicità, quindi restate con noi altri pochi secondi.